Perché i sondaggi e i carotaggi possono interessare anche l'archeologia? Sono fondamentali intanto perché lavoriamo sotto il controllo della dottoressa Nadia Campana, che è la funzionaria di questo territorio, e con lei ci coordiniamo per verificare questi sondaggi che daranno dei dati diagnostici, tecnicamente si dice pedologici, sulla formazione dei suoli che hanno creato prima i suoli dove è custodita la necropoli di Chiavari, successivamente insieme all'Entella hanno creato la piattaforma alluvionale dove poi c'è stata l'antropizzazione della città di Chiavari. Quali sono i tratti del Rupinaro che secondo voi potrebbero essere i più interessanti? Quelli che vengono sondati in questa prima occasione sono tra i più interessanti perché siamo all'altezza di Corso Millo, ci sarà la possibilità di verificare come un lavoro importante, quello del fiume Rupinaro, che ha portato i detriti dal suo bacino imbrifero, perciò dal comune di Levi a scendere fin verso Chiavari, ha creato le condizioni per esempio per la fase di abbandono e di interro della necropoli. Come farete le visioni della terra che verrà estratta dai sondaggi? Questi primi sondaggi verranno esaminati visivamente, documentati fotograficamente, posizionati geolocalizzandoli sui luoghi di raccolta di queste carote e verificare le diverse stratigrafie e permettere la ricostruzione di tutte le fasi e le dinamiche del torrente Rupinaro. Dato che non c'è un precedente, possiamo dire che state facendo la storia di questo tratto. Senza dubbio, dopo questi primi microsondaggi ci saranno dei sondaggi più profondi, decisamente più profondi, e vedremo proprio le dinamiche più antiche, più lontane dall'antropizzazione di Chiavari, che è un fenomeno rispetto a queste dinamiche così lontane del tempo assolutamente recente.